una cerimonia fondamentale, una partecipazione commovente, è un momento nel quale la congiuntura internazionale preoccupa tutti noi e credo che ricordare un orrore che pensavamo lontano invece vediamo che nel mondo è sempre più quotidiano e sempre più vicino è molto importante. La Benedicta è un luogo simbolo della Resistenza che si sviluppò qui tra gli Appennini liguri piemontesi. Erano ragazzi che videro stroncare la loro vita in giovanissima età. Loro non godettero di quelle libertà che il loro sacrificio però consegnò a noi, quei diritti di eguaglianza che oggi dobbiamo saper in nome loro continuare a coltivare. La libertà, quei diritti non sono un portato della natura, sono il frutto di tanti sacrifici, di tante lotte che segnarono l'impegno dell'umanità per secoli. Noi dobbiamo avere dunque coscienza della storia, dobbiamo avere coscienza delle ragioni profonde che animarono questo impegno di lotta di questi giovani e dobbiamo oggi saperli preservare. Questo posto rappresenta l'unione verso la dittatura nazifascista e secondo me, a parte i ricordi personali, istituzionali, ha un valore fondamentale. Ha dato il via a quella che è la Costituzione italiana, la Repubblica e la libertà che ancora adesso tutti quanti godiamo e teniamocela stretta e cerchiamo di migliorarci anziché peggiorarci. Siamo in Piemonte ma siamo poco al confine, quindi noi siamo proprio qua dietro e diciamo che è quella che racchiude un po' tutte le commemorazioni che ci sono qua nel territorio ligure e piemontese. Ieri abbiamo fatto la commemorazione Amazone, i nostri 13 martiri, anche ieri molta partecipata e ringrazio tutti i comuni della valle che sono venuti, presenti anche da noi Regione Liguria, Città Metropolitana e il Comune di Genova. Direi che avere la fascia oggi per Città Metropolitana per me è un momento quasi toccante perché da qui davvero è cominciata, è partita il germoglio per quello che poi è stata tutta la lotta della resistenza in questa parte d'Italia. Tante volte sembriamo quasi non meritarlo, ma le persone che sono qua oggi dimostrano invece che non hanno combattuto per niente, che forse è il seme che noi dobbiamo continuare a far germogliare, perché solo il ricordo, che non sia un esercizio di memoria, ma che sia veramente qualcosa da portare alle nuove generazioni, forse è il significato più grande di essere la Benedicta qua oggi.